E buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a chi si collegherà dopo, buonasera a chi si collegherà adesso, buonasera, oggi 25 giugno 2020, un attimo che finisco di fare delle cosette qui col PC e poi vediamo un altro unboxing, cosa vi riservo oggi con quest'altro unboxing, d'accordo? Allora, salve, vedo che già siete 6 su Facebook, grazie di essere con me. Vediamo subito cosa ho acquistato. Vediamo di fare pure una cosa che non ho mai fatto in diretta, e cioè di usare subito questo, ciò che c'è qui dentro. Spero che sia quello che penso, insomma. Voglio dire, c'è un simbolo che non dà dubbi che questo pacchetto provenga da Amazon. Allora, salve a tutti, scrivete nella chat, ciao auguri, ciao auguri. Allora, vediamo un po'. Allora, i pacchi di Amazon, come sapete, sono molto facili da aprire, infatti non c'è quasi gusto ad aprire questi pacchetti, vabbè. Comunque io lo faccio sempre in diretta, sapete, gli unboxing. Io ne devo pubblicare ancora tantissimi su YouTube, sul mio canale, dove li sto trasportando da Facebook appunto a YouTube. Ecco. E questo è il pacchettino che ci ho trovato dentro. Questo è un paccone enorme, e rispetto a questo che stavo qui ci ballava dentro, vedete quanto è più piccolo del paccone. Questo non ci serve più, tiriamo via, e questo invece è quello che ci serve. Guardate, ho approfittato di un'offerta lampo e questa l'ho pagata veramente pochissimi euro, È una webcam, visto che io ho questa che si vede nello schifo. Tra l'altro, ciao Dip! Tra l'altro io non so che fine hanno fatto delle marche conosciutissime come Logitech, perché questa che sto usando adesso è una Logitech, penso del 2003-2004, una Quick Cam Sphere, fissa però, perché giù c'ho quella motorizzata, invece qui c'ho questa sfera fissa, è rotonda, e ovviamente c'è una risoluzione che c'era negli anni 2000, 2005 per esempio, giù di lì, e quindi c'è una risoluzione molto molto bassa, però funziona ancora, come vedete, mi vedete, però chissà che fine ha fatto la Logitech, la Creative, perché all'epoca erano queste le, ciao Ivano, erano queste le marche di webcam, di mouse, le schede audio, le casse, cioè se la battevano loro le tastiere, Logitech, insomma non penso, poi vabbè c'erano tutte le cinesate varie. E allora io mi sono andato a prendere questa, che è una super cinese, ripeto, presa a pochissimi euro con un'offerta lampo di Amazon. Tenetele sotto controllo le offerte lampo di Amazon, perché certe volte vi fanno anche oltre il 40%, addirittura in questo caso mi pare il 46% di sconto su una cosa che già di per sé è cinese, quindi già di per sé costa poco, quindi prendendola con lo sconto. Tra l'altro non vi ho fatto vedere un bollino prima di aprirla. Questa è Full HD 1080 e io infatti adesso ho alzato la risoluzione di questa diretta, e quindi penso che questa telecamera qui si veda ancora peggio, perché ecco, allora l'abbiamo aperta, ok, e dentro subito c'è il manuale. Questo mi pare che sono 500 pagine in 24 lingue, no, non so, 500 pagine in 24 lingue, è questa pagina in A6, un foglietto proprio piccolo, e quindi niente, questo è tutto il manuale. Guardate, 100 pagine di manuale
12 lingue, no, però setting up your webcam, place your webcam, mettila, oh, e il contenuto della confezione Pluriball, fine, basta, questo. Vabbè, diciamo che per quella che l'ho pagata non ci compravo manco una prolunga USB. Comunque, la bellezza di Amazon è che glielo puoi ritirare dietro quando ti pare, nel senso che c'è la restituzione. Comunque si presenta bene, eccola qua, è una webcam, tra l'altro da nessuna parte dice HD, c'era scritto che si prestava, che c'era il coso a vite per poterlo mettere su un cavalletto, mentre invece qua la vite non c'è, quindi nella descrizione c'era scritto supporto a vite per metterlo sul cavalletto, invece assolutamente non c'è. Qui c'è un simbolo di accensione che non so se si vede, questo è il simbolo del power, e qua c'è un simbolo della wifi, non so che ci hanno messo qua. E comunque il microfono dovrebbe essere stereo di questa videocamera. Io mo c'ho il microfono mio, questo che è un microfono all'avanguardia, questo, da quello che mi sentite, questo è un microfono, non lo so neanche io quanto costerà, questo lo pagai 5 euro nel 2003 mi pare questo microfono. Allora, il cavo è abbastanza lungo, un paio di metri, sì, e noi ci andiamo a vedere in diretta. Adesso configurerò in diretta OBS per andare a vedere se sto coccio, la marca non me la do neanche di webcam, digital camera, plug and play, vediamo se è veramente plug and play. Io inserisco, se succede qualcosa ovviamente ci rivediamo dopo. Allora, qui intanto si è accesa una lucetta rossa, ok? Allora, Windows ha cominciato a dire installazione del nuovo hardware in corso, mi lampeggia tutto, sta cercando i driver su internet e qui la luce è ancora rossa, ok? Poi devo stare attento a dove inquadro, perché è ovvio che questa se parte poi mi inquadra, comunque quasi quasi già la metto accanto a quell'altra, così vediamo una accanto all'altra la diversa risoluzione. Ma non posso, come la metto io qui sul monitor, scusassimo, ma questi matti sono, no, perché le apre, quindi la devo girare, no, non mi pare gagliarda da questo punto di vista, perché questa se no andrebbe girata e messa così. Vabbè, diciamo che è molto snodata, è snodata parecchio. Vabbè, sono riuscito a metterla, c'è un cavo che si vede, il cavo non è male, questo ne sa qualcosa, mi pare d'addo. Ecco il microfono, guardate il microfono del futuro, questo è, opla, questo è il microfono del futuro. Questo ovviamente lo posso mettere come mi pare, l'ho fatto un po' a molla per farlo un po' più carino. Però questo è il microfono del futuro, questo 5 euro nel 2003, ancora funziona, lo lasciamo qui così non si vede il microfono del futuro, e Windows sta ancora installando i driver e noi ci facciamo una chiacchierata. Allora, presto comincerò, speriamo, appena acquistata la scheda video, che come vi ho detto nell'altra diretta a me sto coccio mi ha lasciato, pesa proprio un sacco. Questa era una bellissima scheda video GeForce 9006 GT, marca XFX, con raffreddamento aria forzata, con una ventola radiale, tra l'altro 2 HDMI qua, guardate che belle che erano, 2 HDMI, e c'aveva anche l'uscita, questa è l'uscita video composita, c'aveva infatti TV out, c'è scritto, c'aveva l'uscita video composita con un cavo particolare proprio di questa scheda qui. Poi c'avevo l'alimentazione aggiuntiva, che avevo comprato un adattatore, un cavo adattatore da Molex a questo, con 2 Molex ci volevano per alimentare questo, e quindi purtroppo questa mi ha lasciato, si vede tutta a quadrati. A me quando avvio il computer si vedono tutti i quadrati colorati che mi ricordano il Commodore 64, e quindi niente, quella sarà la RAM video sicuramente.
e quindi niente, questa mi ha abbandonato, la devo sostituire, mo a breve andrò a comprare. Oh, pare che Windows abbia installato correttamente i driver, mi dice il dispositivo è pronto per l'utilizzo. Vediamo ora che cosa riesco a fare. Allora, rimpiccioliamo questa immagine qui, visto? Tutto in diretta, aggiungiamo una fonte video, quindi vado dispositivo di cattura video, cazzarola, questa non so che marca è, io quell'altro l'ho chiamata Creative e questa la chiamo cinese, cam cinese, che sì, è cinese, oh. Allora, questa non è HD webcam. Che spettacolo, ragazzi, vorrò vedere pure troppo voi, guardate che qualità. Però mettiamola un po' più giù. Allora, ok, quindi adesso dovrei andare a tagliare quella miseria, c'è una differenza di qualità enorme. Allora andiamo a vedere, aggiungiamo un filtro. Allora adesso andiamo ad aggiungere un filtro, guardate come si configura OBS in diretta. Allora andiamo ad aggiungere un 500 di qua, un 500 di qua, così la tagliamo pure un po' di più, facciamo un 550. Ok, in alto ci leviamo un 250, massima, facciamo pure 300, va. Oh, così mi fa un bel primo piano e in basso va bene così, ok, e facciamo un paragone. Allora, e beh, la differenza c'è, ingrandiamo pure questa, forse devo rimpicciolirla un po'. Allora, come grandangolo è molto più, prende molta più, ovviamente, più spazio di quell'altra. Io adesso ho fatto un filtro ritaglio per vedere effettivamente la qualità. Allora vediamo se adesso io avvicino a questa la scritta, se voi riuscite a leggerla. E beh, autofocus però c'ha un po' dei problemi con l'autofocus. Webcam, mentre invece qua proprio non leggevate niente, tutto a puntini. Giustamente questo è Full HD, vedete? Possiamo fare proprio il confronto in tempo reale, però sto fatto che non mi mette a fuoco questo logo, c'era scritto autofocus, ma qui autofocus non ce la fa, forse perché non c'è abbastanza luce. Comunque si è accesa anche un ledino verde lì, Io non penso che sto usando il microfono di tutte e due, mi state vedendo? Sì, c'ho microfono Realtek, mic webcam è disattivato, linea in la musica, no, linea in è l'altro microfono, quindi ho due microfoni. Ok, fonte video, che casino qua, oh, fonte video, microfono e basta, ok. Questo mi sa che devo levare. Mi sentite ancora? Prova. Mi sentite ancora? Allora, ciao Massimiliano. Sto provando questa nuova webcam appena presa, che servirà per fare le dirette, ma già sto fatto che da molto vicino non mi riesce a mettere a fuoco questa cosa. Comunque, ecco. Io adesso ho due webcam una accanto all'altra, e ovviamente questa è molto più definita. Sapete che c'è, che a me serve, infatti dovrei fare una prova così. Aspettate, con meno luce. Allora, in assenza di luce questa mantiene molto di più, devo dire la verità. Il cappellino di music, guardate, il bianco non c'è niente da fare, è molto più bianco, c'è niente da fare, mettiamo il cappellino così. No, ma diciamo come definizione, pure come velocità, l'elaborazione è pure molto veloce, Stiamo facendo tutte prove, niente di più, ci stiamo divertendo così tra amici in diretta.
Quindi lo so Dip, quella scheda era molto buona, molto molto buona. Devo dire che come webcam, se ci vogliamo divertire giù per fare qualche diretta con i giradischi, per chiacchierare un po' tra noi, perché questa mi sembra, tra l'altro questa sarà aggiunta al Quickcam Sfere motorizzata che già c'ho giù, quindi ci avrò due videocamere. Vabbè, questa alla fine per quello che l'ho pagata, ripeto, quasi un altro po', neanche la prolunga USB ci compravo. Quindi, anzi, mo sarebbe da provare l'audio stereo, però non so perché qua, allora, se io, però non è Realtek, che c'entra Realtek? Qua. Webcam 200 non è lei, infatti se l'attivo prova, niente. Allora, microfono Realtek, mic webcam, prova. Ok, e devo disabilitare questo. No. Prova. Ok. Io non so se voi avete le cuffie o qualcosa di stereo, ma provo a fare un po' di rumore qua. E di qua. Si dovrebbe sentire destra e sinistra. Prova. Ah, tra l'altro non so. Prova. Vabbè, adesso sto con 3 microfoni perché ogni microfono, tra l'altro anche la Logitech, vi faccio vedere qual era. Eccola, la Logitech, vedete? È attiva, infatti come vedete io la giro, opla, qui qua, eccola, la Logitech, e quella è quella nuova, quindi vi riprendo una con l'altra, eccole qua. Questa è la Logitech del 2005 mi pare, più o meno, e quella l'ho appena comprata su Amazon. Adesso mi rimetto questa qui sopra, che la Logitech si attacca subito, è ingegnerizzata molto bene. Quest'altra, ripeto, sì, comunque ci soddisfa pure come colori, perché la maglietta, per come la vedo io, è più simile a questa nuova di colore che a quella vecchia Creative, ovviamente. L'audio, come lo sentite l'audio? Perché adesso viene dai microfoni della webcam nuova. Era meglio prima, lo so, la roba buona la faceva Logitech, Creative, le marche qua, Amustec chissà che fine ha fatto. Comunque ragazzi, un'altra notizia, che lo sapete che io mi piace anche molto i cartoni animati, il canale Manga su Sky a fine mese purtroppo rimane fuori da Sky, quindi canale 133 non sarà più Manga con tutti i suoi cartoni animati. Dopo 10 anni esatti il canale Manga saluta la piattaforma Sky. Non si sa dove lo rivedremo il canale Manga, ma io sono sicuro che da qualche altra parte sicuramente. Cosa va regolato? L'audio? Gianni, che cosa va regolato? L'audio? Mi sentite troppo male? Io tra l'altro mi potrei pure mettere queste cuffie, ma non sento niente, il ritorno non lo sento, quindi sta attaccata alla scheda audio del PC la cuffia, però non sento proprio zero, non sento né la mia voce. Dovrei abilitare l'uscita all'eco return nelle impostazioni della scheda audio, e allora a quel punto potrei ascoltare. Comunque sì, va regolato. Ciao Pier, benvenuto anche a te. Dai che adesso è arrivata la webcam, adesso devo aspettare solo la scheda video e poi qualcosa faremo. Tra l'altro non ve l'ho detto, non lo so se ve l'ho detto, qualche amico già lo saprà, ho ritirato anche questo, guardate. Arrivo, non è che sono sparito. Sono andato a ritirare questo che l'ho fatto riparare. Era saltato un finale. Questo è un Pioneer dell'epoca. Mi è stato sempre accanto. Questo, mamma mia quanto pesa ragazzi.
Pesa, pesa. Guardate, questo è il mio amplificatore che è stato con me dagli inizi anni 90, guardate, purtroppo un paio di mesi fa, subito prima della pandemia, quando ho sistemato giù la sala, che ho 3 amplificatori, questo comandava 4 casse, all'improvviso è scattato il relè, perché c'è il relè di protezione, e non si è più attivato. E quindi niente, ho dovuto portarlo in assistenza e me l'hanno riparato proprio bene bene bene. Sì, sì, questo Pioneer poi si sente benissimo. È tornata mia moglie, va. Allora niente, poi finiamola qui, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo unboxing e niente, continuate a seguirmi sui miei canali, pubblicherò altra roba e quindi staremo insieme ancora. E poi cominceremo con le dirette, quelle vere e proprie, quelle importanti. Grazie a tutti di essere stato con me. Ciao a tutti, grazie.